Trieste, 18 settembre del 1938. Coloro che guidano i popoli non devono declinare le loro responsabilità, ma assumerle in pieno, imboccando di fronte ai problemi più tormentosi una via totalitaria. Con premesse di questo tipo, Mussolini, in una piazza Unità straripante di folla, annunciava l'urgenza di risolvere quello che chiamava il problema razziale, rivendicando peraltro l'originalità e la lunga durata del razzismo italiano. E fra le cosiddette razze non ariane, sosteneva il duce, l'ebraismo era sempre stato un nemico irreconciliabile del fascismo. Trieste, che con la sua posizione geopolitica e la presenza di una importante comunità ebraica non era stata scelta per caso, conosceva bene già prima del fascismo l'intolleranza e la violenza del nazionalismo italiano contro i gruppi minoritari. E poi del fascismo sono noti, ad esempio, i provvedimenti contro la minoranza slovena, in nome di una italianità dipinta come una fantomatica civiltà superiore, rinvigorita dal regime. Inoltre, nella seconda metà degli anni 30, con la nascita dell'impero d'Etiopia e l'adozione di norme razziste in relazione ai sudditi dell'Africa orientale italiana, il cosiddetto prestigio italiano esigeva, secondo il duce, una chiara, severa coscienza razziale per sancire, continuava, la superiorità nettissima dell'Italia. Superiorità nettissime che sarebbero state poi ribadite dalla dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre del 1938 e in generale dalla intera legislazione anti-ebraica successiva. A inizio settembre 1938 erano già stati emanati decreti per la difesa della razza nella scuola fascista e nei confronti degli ebrei stranieri. Nell'agosto precedente, un censimento di tipo chiaramente razzista aveva posto basi pratiche burocratiche per discriminare e perseguitare gli ebrei. Il supporto scientifico, meglio pseudoscientifico, era arrivato invece già a metà luglio dal cosiddetto Manifesto degli scienziati razzisti, vergognosamente sottoscritto da 10 pseudo-esperti e in seguito da numerose altre personalità. Questi esempi concorrono a mostrare che il discorso di Mussolini a Trieste rappresentò l'accelerazione e la svolta decisiva verso la Shoah in Italia. Da lì in poi, oltre alle capillari vessazioni e discriminazioni che devastarono la vita di decine di migliaia di cittadini, peraltro perfettamente integrati nel nostro paese, dopo l'8 settembre 1943, saranno più di 8.000 gli ebrei catturati, oppressi, spogliati dei loro averi, uccisi in Italia o deportati verso destinazioni dalle quali, in circa il 90% dei casi, le vittime non avrebbero più fatto ritorno. Dopo Trieste, nei giorni 20 e 21 settembre del 1938, Mussolini attraversò in Friuli Cividale, Udine, Cervignana, Aquileia e Torre di Zuino, che prese poi il nome di Tor Viscosa dall'ottobre del 40, e lì a Torre di Zuino inaugurò il primo nucleo del famoso stabilimento e alcuni fabbricati cittadini. Il giornale Il Popolo del Friuli, organo del Partito Nazionale Fascista, asserì che la nostra terra poteva offrire al duce, diceva proprio così, dedizione assoluta e sacrificio senza misura, frutto di spiriti da lui forgiati. Il popolo del Friuli osservò che anche nel passato si era sentita la necessità di severi provvedimenti nei confronti dei giudei per la tutela della nostra razza. E poi, denunciando una immaginaria propensione ebraica alla destabilizzazione dell'ordine statale e sociale, scrisse che la cultura ebraica cozzava con, scriveva proprio così, le tradizioni e lo spirito dell'Italia antica e nuova. E ancora che gli ebrei avevano uno spirito invadente settario e che le poche brave persone fra di loro non bastavano certo a far dimenticare i caratteri salienti di tutta la razza, e così via. A parole tremende come queste seguirono, come abbiamo detto, purtroppo i fatti, ed è sempre questo il potenziale esito di sospetti, odi, pregiudizi e paure di ipotetici nemici costruiti dalla propaganda politica. Le leggi razziali spaziavano dalle norme più eclatanti a quelle minori.
Le più eclatanti, ad esempio, l'espulsione di ebrei di nazionalità straniera, divieti di matrimonio fra ebrei e ariani, esclusione da pubbliche amministrazioni, scuole, università, banche, assicurazioni e dall'esercito, e poi interdizione dalle professioni di notaio e di giornalista, divieto di titolarità di immobili e di assumere personale domestico non ebraico. Poi quelle minori, ad esempio possedere cavalli addirittura, o possedere pezze di lana, impedendo così agli stracciai di Roma di lavorare. Comunque sia, tutte le misure erano ugualmente dirette ad accentuare diversità, inferiorità e soggezione. Sempre in quel fatidico 1938, il 20 settembre, a Udine, fra le tante cose, Mussolini disse: «Torno tra voi nel ventennale della vittoria, esattamente 16 anni dopo il mio discorso annunziatore della marcia su Roma». In effetti, il duce aveva visitato Udine una prima volta proprio nel 1922, anche in quel caso il 20 settembre, data non banale perché ricorda la breccia di Porta Pia, la presa di Roma nel 1870. E il duce proseguì: «Voglio allora venire tra voi perché Udine era stata la capitale della guerra, perché milioni di italiani sono passati per le vostre strade, hanno sostato nella vostra città, hanno apprezzato la magnifica ospitalità del popolo friulano». Dopo questo esordio, Mussolini aveva parlato nel capoluogo friulano del significato profondo della rivoluzione fascista e aveva parlato di uno Stato e di un impero potenti nelle armi e nello spirito, e aveva concluso: «Nessuno ci fermerà». Qualcuno, invece, anni dopo li avrebbe fermati. Ma facciamo un lungo passo indietro a quel 1922, allorché a Udine Mussolini venne per la prima volta e pronunciò un lungo e celebre discorso intitolato «L'azione e la dottrina fascista dinanzi alle necessità storiche della nazione». Questo discorso è altresì noto come discorso dell'Annunciazione. E fu un discorso davvero molto importante. Perché? Innanzitutto per il contesto, che ci riporta alla fase preparatoria della spallata per la presa del potere. Difatti la storiografia e la propaganda fascista post-marcia lo avrebbero poi considerato il primo dei 3 cosiddetti discorsi della vigilia, assieme a quelli di Cremona e di Milano. In termini strategici, inoltre, l'innovativa anticipazione fu l'apertura alla monarchia. Si badi, non un'apertura alla cieca, ma condizionata dalla disponibilità della monarchia per una soluzione governativa filofascista. Un altro punto cruciale fu l'apertura agli industriali, nei termini di un discorso con accenni liberisti, cioè di limitazione dell'intervento pubblico dello Stato in campo economico. Per la donata di Udine del 22 accorsero in 25.000 da ogni dove, anche viaggiando gratis e sui treni speciali. E la gente arrivò comunque con ogni mezzo, con tutti i mezzi possibili. Addirittura 200 camicie nere vennero in bicicletta da Ferrara. Ma com'era il quadro politico? Possiamo dire molto fluido, perché non c'era ancora nell'aria la marcia su Roma, in verità, e Mussolini si muoveva in una dimensione in cui avrebbe voluto fungere da primus inter pares in un'alleanza governativa con i liberali. Possiamo parlare di momento di svolta della strategia fascista, dunque? Certamente sì, mentre il movimento mussoliniano si rafforzava notevolmente. Di conseguenza, il discorso di Udine non fu affatto un fenomeno localistico, bensì il segnale forse più rilevante dato alla nazione prima dell'adunata di Napoli del 24 ottobre, quella, per capirci, che precedette di pochi giorni la marcia su Roma. Da quel 13 luglio 1920 in cui fu assalito e incendiato il Narodni Dom, cioè la Casa del Popolo di Trieste, sede delle organizzazioni slovene di una città che, tornata all'Italia, fascisti e nazionalisti volevano bonificare, come si diceva, da ogni componente considerata estranea, da quel momento, da quella sorta di battesimo del fuoco della cellula triestina, c'erano stati molti proseliti anche in Friuli dove spiccava il nome del gerarca Piero Pisenti, fondatore a Udine nel 20 del movimento politico Unione del Lavoro, confluito pochi mesi dopo nel Partito Nazionale Fascista. Nel 1922 i fasci friulani erano già ben consolidati e in netta crescita.
Circa l'evento udinese, la stampa locale dell'epoca, in primis il Giornale di Udine e la Patria del Friuli, che sono peraltro consultabili sia in cartaceo che in formato elettronico, la stampa, dicevamo, soddisfa oggi la curiosità di seguire le cronache dell'evento. Anche quelle dei concitati giorni successivi oltre Udine, ad esempio a Pordenone, ma in questo video noi offriamo solo alcuni significativi spunti udinesi. Diamo uno sguardo in modo preliminare al manifesto fatto affiggere dal direttorio provinciale della Federazione Friulana Fascista. Diceva così: il 20 settembre sarà presente Benito Mussolini, in un'ora decisiva per la nazione. Mentre il vecchio sistema politico pone le ultime vane resistenze all'impeto irrompente della nuova generazione, il nostro condottiero ha scelto Udine, capitale della guerra, antica insonne sentinella di italianità, per dire la sua ferrea parola, vibrante di destino. In alto gli spiriti, in alto i gagliardetti. Veniamo dunque alla cronaca di quel 20 settembre 1922 udinese. Secondo il Giornale di Udine, Mussolini ha scelto il capoluogo friulano perché, dice proprio così, da qui possano sentire gli italiani e gli stranieri. Il periodico Friuli Fascista, dal canto suo, riporta in un'edizione straordinaria questa frase del Duce: un grande movimento politico italiano non può partire che dal Friuli. E poi di seguito commenta: qui l'odio dei nemici e l'amore dei suoi lo consacreranno Duce della rifiorente giovinezza d'Italia. Il Duce arriva a Udine in automobile e in tenuta da automobilista in piazza 20 settembre nel tardo pomeriggio del giorno 19, vigilia del 20 settembre, e già abbiamo detto l'importanza di quella data. Acclamato dalla folla dopo un'attesa febbrile, egli alloggia all'Albergo d'Italia, la cui facciata è, si dice così, tutta rivestita di drappi tricolori che scendono dai davanzali di tutte le finestre. Ma l'intera città è tappezzata di drappi, manifesti, bandiere e quant'altro. Un cartello esclama: chi ha salvato l'Italia? Prima il grigio-verde, poi le camicie nere. Presso il castello della città, trasformato in quartier generale, hanno luogo nel pomeriggio del 20 un'importante cerimonia e un trionfo di luci e di colori. Cerimonia, luci e colori che, prevedono i cronisti udinesi, Udine ricorderà per lungo tempo. Ma prima del discorso pomeridiano in castello c'è quello delle 10 di mattina al Teatro Sociale, in uno scenario rigurgitante di folla in ogni angolo. Si dice un'apoteosi di forza, di bellezza, di disciplina. Fra le tante cose segnaliamo queste. Innanzitutto, Mussolini afferma che la reale unità italiana si avrà solo quando Fiume e la Dalmazia e le altre terre non siano tornate a noi. Quindi dichiara di voler fare di Roma la città del nostro spirito. Una città cioè depurata, disinfettata, usa proprio questi termini, disinfettata da tutti gli elementi che la corrompono e la infangano, rendendola il cuore pulsante dell'Italia imperiale che noi sogniamo. Poi, negato che esista alcun pericolo rappresentato dagli scarsi, sporadici tentativi di autonomismo fascista, Mussolini inneggia alla più ferrea disciplina, definendola il cardine supremo della nostra azione, ed è questo il motivo per cui, qualora essa non venisse accettata, deve essere imposta, dice. Alla disciplina si accosta la moralissima e sacrosanta, sempre sue parole ovviamente, violenza, ovvero la violenza che libera, quella che è risolutiva di una situazione cancrenosa. Circa le masse, poi, esse sono una creazione della democrazia e del socialismo. Infatti, continua, spesso il numero è contrario alla ragione, ma il fascismo può fare della massa italiana un tutto organico con la nazione per averla domani, quando la nazione ne ha bisogno, come l'artista ha bisogno della materia greggia per forgiare il capolavoro. E con una massa inserita nella vita e nella storia della nazione si potrà finalmente fare una politica estera. Nel frattempo, questo sempre il programma del Duce, si provvederà a sostituire in modo radicale la classe politica esistente. Circa la forma di governo, premesso che i regimi perfetti stanno soltanto nei libri dei filosofi, dice, la situazione concreta dell'Italia suggerisce, in nome della continuità storica della nazione,
di non arrivare fino al punto di eliminare la monarchia. Infatti, sostiene il duce, qualche punto fermo bisogna lasciarlo perché non si dia l'impressione al popolo che tutto crolli. Ciò che conta è demolire tutta la superstruttura socialistoide e democratica per lasciare spazio ad uno Stato che comprende tutto, supera tutto, protegge tutti e si mette contro chiunque attenti alla sua imprescrittibile sovranità. Poi Mussolini conclude con parole di questo tenore. Io saluto questa cara e vecchia Udine alla quale mi legano tanti ricordi. Per le sue strade sono passate generazioni di italiani che erano il fiore purpureo della nostra razza. E così dicendo suscita una acclamazione entusiastica che prosegue poi in città. Parlando in castello, sentenzia. Noi non siamo solo un partito, siamo un esercito che marcia verso una meta. E qual è questa meta? La folla, con un grido possente, risponde: Roma! Ma non solo, anche Spalato, la Dalmazia, così gridano le legioni giuliane. E il duce riprende: Roma! Roma che riassume e comprende tutto quello che è stato e che sarà. Sono certo che quello che ho detto resterà scolpito nelle vostre anime, sarà carne della vostra carne, spirito del vostro spirito, fiaccola della vostra fede. Evviva l'Italia! Alcuni momenti di tensione tra fascisti e socialisti alle porte della città non smorzano gli ardori delle camicie nere degli osservatori. Anzi, oggi, annota così la stampa udinese non socialista, il partito fascista è il solo che affronta con preparazione e con ostinazione, di cui non si ha esempio negli ultimi 30 anni, i grandi problemi della politica interna e di quella estera. E si aggiunge: nessuno ricorda tanto fervore e tanto entusiasmo. Le cose però cambiarono radicalmente un ventennio dopo, il 25 luglio del 1943, quando dopo 10 interminabili ore di seduta notturna il Gran Consiglio del fascismo votò la sfiducia a Mussolini. Pochi giorni dopo un trafiletto del popolo del Friuli iniziò così: in quest'ora grave per la vita nazionale. E ancora leggiamo: l'Italia però è in piedi più che mai e non perirà se sapremo stringerci con tenace decisione con tutta l'anima nostra attorno al tricolore. Nel susseguirsi vorticoso degli avvenimenti, una settimana dopo lo stesso giornale pubblicò il decreto legge che sanciva lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista e al tempo stesso scrisse che in Sicilia, dove gli alleati erano sbarcati il 10 luglio, l'intrepida fermezza delle unità dell'asse riusciva a contrastare l'impetuoso urto dell'infame aggressore che ama camuffarsi da liberatore. Un mese dopo, il giorno successivo al fatidico 8 settembre del 43, campeggiava in prima pagina la celebre dichiarazione di Badoglio, ma il giornale friulano ostentò ancora fiducia, scrivendo: dopo la tempesta solitamente viene il sole e noi crediamo in questo sole. Il 12 settembre un comando tedesco liberò Mussolini, prigioniero dal 28 agosto sul Gran Sasso. Qualche giorno dopo, il popolo del Friuli, che esaltava l'audacissima impresa della liberazione del duce, non solo esclamò: Friulani, il nostro fascismo è risorto per salvare l'Italia dall'abiezione del tradimento e dall'onta di una resa disonorevole e assurda, ma si disse anche certo che nella guerra assurda e inumana condotta dai pirati anglosassoni la storia avrebbe fatto presto giustizia. Nel frattempo incitò ad operare in piena comunione di armi e di spiriti con la Germania alleata ed amica e si diceva per la nostra salvezza. A quel punto, tuttavia, contro l'inesorabile mutare del corso della storia, la retorica fascista poteva fare ben poco. Dal 25 luglio del 43 e da ciò che ne seguì, grazie a Dio sarebbe giunto ben altro responso, sarebbe giunta ben altra giustizia.